Sono leghista da 22 anni e sono cresciuto all'interno di questo movimento e non ho alcuna intenzione di cambiare partito o cambiare collocazione politica. Nicola Finco non si muove dalla Lega, parola di vicepresidente del Consiglio regionale in merito alle voci su una sua possibile transizione a Forza Italia. Io smentisco categoricamente queste dichiarazioni. Dispiace solo che spesso e volentieri il mio nome venga usato proprio per screditarmi con false notizie di stampa, proprio che mi vedrebbero passare da un partito all'altro. Però io ho una coerenza, ho visto la Lega nei periodi difficili del 3%, l'ho vista al 38%. Oggi stiamo vivendo un momento comunque importante perché stiamo lavorando all'interno del governo nazionale e riconfermo che non ho alcuna intenzione di passare da nessuna parte se non rimanere saldamente all'interno della Lega. E sul perché di queste voci? Sicuramente do fastidio a qualcuno, in quanto io sono sempre stata una persona, prima di tutto, che è stata eletta con i voti dei cittadini. Vivo il territorio, quindi sono costantemente a contatto con cittadini e anche con le varie realtà, e sono una persona con la schiena dritta e che sicuramente non sta zitta quando vede che qualcosa non funziona. Di recente, negli ultimi mesi, ad esempio, ho fatto importanti battaglie, ad esempio per difendere la sanità del Bassanese, per difendere la qualità che avevamo anche all'interno del San Bassiano. Magari a qualcuno ho dato fastidio, però io continuo nelle mie battaglie, perché io prima di tutto devo rispondere ai miei cittadini che mi hanno votato, e quindi se a qualcuno do fastidio mi dispiace, però io continuo a lavorare coerentemente con il mandato che mi hanno dato coloro che mi hanno votato. Lavorerò per migliorare quella che è ovviamente la sanità del mio territorio, ma anche le tante esigenze che questo territorio continua a portare avanti. Uno su tutto, ad esempio, il Tribunale della Pedemontana, che proprio domani, grazie a un progetto di legge che ho presentato, sarà all'attenzione del Consiglio regionale. Quindi c'è una battaglia costante, perché questo è il mandato che ho ricevuto e quindi questo mi sento di fare.